la vendemmia 2011 è stata qui in Friuli probabilmente una delle vendemmie più facili degli ultimi anni. Il tempo e il clima sono stati ideali, non ha mai piovuto almeno qui nella nostra zona, per cui abbiamo potuto gestire analiticamente le uve nel migliore dei modi. Le uve bianche le stiamo ancora vendemmiando, ma ogni varietà viene presa esattamente nel momento migliore. Per noi produttori è stata decisamente una vendemmia facile. Quantitativamente abbiamo riscontrato quasi un 10% in meno rispetto agli anni scorsi. Questo è dovuto più che altro al fatto che non piovendo le uve non sono riuscite ad arricchirsi e ad avere molto succo. Diciamo rendono poco in generale, però la qualità sembra, almeno per quel che riguarda adesso i vini bianchi, veramente molto alta. Il Friulano 2011 ancora non sappiamo esattamente a livello aromatico come sarà, perché non abbiamo ancora iniziato le vendemmie che inizieremo in settimana o settimana prossima. Dovrebbe essere un'ottima annata, perché il caldo intenso l'ha fatto maturare, l'assenza di pioggia ha fatto sì che potessimo lasciarlo sulle piante il più possibile. Noi come azienda in particolare cerchiamo di fare una vendemmia tardiva sul Friulano per avere tutti questi aromi molto importanti e molto speziati. Tutte le indicazioni fanno presumere per un'annata molto interessante, però la certezza l'avremo solo dopo che l'uva sarà in cantina. Il mercato dei vini negli ultimi, diciamo, 15 anni è cambiato in maniera veramente drastica. 15 anni fa, 20 anni fa il vino era un alimento come un altro, sulla tavola c'era il pane, c'era il vino ed era diciamo così, un alimento base per quel che riguarda il pranzi o le cene. Adesso il vino è diventato più un piacere, una cosa più edonistica, si cercano quindi in generale, la clientela cerca quindi in generale più vini particolari, vini che abbiano delle particolarità aromatiche molto spiccate. Infatti è il momento degli aromatici in generale, tutti i Sauvignon, lo stesso Friulano che è un aromatico. Si cerca quindi, magari bevendo meno, ma bere qualcosa che dia sensazioni più immediate e più spiccate. E questo spiega anche molto i successi delle ribolle, dei Tramin, di tutti gli aromatici in generale. Ultimamente stiamo assistendo a una ricerca da parte di noi produttori di tutti i mercati mondiali in cui collocare e in cui educare la clientela ai nostri prodotti. Devo dire che per quanto ci riguarda, per quanto può essere la mia esperienza, noi siamo presenti su circa 25 mercati mondiali e quelli che in questo momento ci stanno dando più soddisfazioni sono sicuramente il mercato russo, che si sta aprendo in maniera molto consistente, il mercato australiano stesso, che pur essendo una nazione chiaramente produttrice di vini, ha una grossissima comunità italiana, per cui accetta di molto buon grado i vini italiani. Rimangono stabili chiaramente i mercati storici, come può essere il Giappone piuttosto che gli Stati Uniti, che per noi ormai sono mercati veramente consolidati, però abbiamo mercati interessanti che si stanno aprendo in maniera veramente consistente. Quello forse dove facciamo ancora un pochino di fatica, ma sarà solo questione di tempo, sono più che altro i mercati cinesi o indiani, che pur potenzialmente enormi chiaramente scontano il fatto che ancora il vino non sia un alimento comune in quella cucina. Il friulano ha la sua chiaramente base storica di vendite in Friuli, dove è il bianco per eccellenza. È vero però che le sue caratteristiche, la sua aromaticità lo fa anche piacere molto all'estero o anche nelle altre regioni italiane. Diciamo di tutti i vini che produciamo è sicuramente uno di quelli che ha maggior vendita, pur avendo chiaramente il nocciolo duro qui in Friuli.